Siculiana Fashion Show, moda e spettacolo ieri sera nella città degli sposi. A presentare la serata sono stati Nadia, La Malfa e Angelo Palermo. Ascoltiamo la direttrice artistica Giusy Maccarrone e il sindaco Peppe Zambito. È il secondo anno che noi siamo ospiti di questa splendida cittadina, questo borgo meraviglioso con un'accoglienza veramente unica. Cerchiamo di spingere anche il territorio, quindi avremo ospiti un'azienda internazionale di costumi e poi seguirà un'azienda locale che avrà gli abiti da sposa e gli abiti da sera, e abbiamo anche l'hostess vestita con un'altra azienda del territorio. Cerchiamo di spingere questo con le nostre modelle siciliane e quindi incrociamo le dita. Io sono soddisfatto per come fin qui si è svolta l'estate mediterranea, molto partecipata, tantissime persone, e di questo sono orgoglioso. Naturalmente non finisce qui, questa sera abbiamo un appuntamento che si rinnova dopo lo scorso anno con la moda, ma subito dopo Ferragosto continua l'estate mediterranea, in particolare l'appuntamento di giorno 17 con Giovanna Caccomo in concerto. Inoltre sono previsti altri appuntamenti e soprattutto la finale, la selezione delle foto per quanto concerne il contest Vasami, che sta andando molto bene. Realizzeremo il calendario della città degli sposi 2024. Le manifestazioni estive si svolgono tra il centro storico ma anche la piazza Don Giustino di Siculiana Marina, dove ci sono mercatini dedicati, espositori sia di prodotti agricoli ma anche della creatività, che ogni sera aprono al pubblico con la possibilità intanto di animare la piazzetta dove si svolgono anche spettacoli, e comunque per offrire le bellezze ma anche le eccellenze del territorio nostro.